Bene, buonasera a tutti. Apriamo questa serata. Io sono Luciano, titolare dello Studio Pointer. Apriamo la penultima serata del ciclo CNA Artigiani con Filippo Tognazzo, Claudia Franco, Riccardo Pes. Ci sentite? Tutto ok? Vi auguro un buon divertimento. Saluti ufficiali li faremo tutti alla fine. Buon divertimento e buon lavoro a voi. Che lavoro fai? Musicista, attore, fotografo, ma anche magari muratore, impiegato, elettricista. Mio padre, per esempio, faceva l'operaio, mia madre la bidella. Mi hanno insegnato di più loro sul teatro che molti altri. E pensare che i miei in teatro non c'erano mai entrati. Un po' di quel che si dice. Ti dicevano così una volta, no? I veci, ad indicare non qualcosa di vago, ma in qualche modo di preciso, di potente. Lavora prima di tutto per te stesso. Abbi rispetto della tua fatica. Me lo diceva mio padre, che quando tornava a casa la sera mi pareva un titano e invece era un semplice manovale. A quei tempi, quando ero ragazzino io, negli anni 80, 90, gli operai tornavano tutti sporchi di smorcia, che era un impasto di grasso e di sporco di vario tipo. La smorcia era un po' anche uno status symbol. Se non eri sporco di smorcia, voleva dire che non avevi lavorato abbastanza. Ma la domenica invece no. La domenica avevi il vestito della festa, perché la domenica era per la famiglia. Eppure io avevo il vestito quello bello, no? Che la mamma ti diceva, non sta a mettere il vestito. Ma come mamma, se non lo metto la domenica, quando lo devo mettere? Mai! E così il vestito buono non lo mettevi mai, per forza. Vedi, in questo modo, inconsapevolmente, mio padre e mia madre mi hanno insegnato un metodo semplice. Svegliati presto al mattino e fai del tuo meglio per fare al meglio il tuo lavoro. Guarda che è un insegnamento semplice, pulito, come il vestito della domenica. Poi sono andato all'università, come tanti altri, e mi hanno insegnato a pensare. Ma io volevo lavorare pratico, volevo lavorare tutti i giorni, come facevano mia mamma e mio papà, mi sembrava giusto così. E così negli anni
ho girato attraverso le botteghe degli artigiani, falegnami, sarte, tappezzieri, artisti del cuoio, orologiai, grafici, orafi, fotografi di moda ed arte, vetrai, ma anche liutai, perfino un forcolaio. Giorni a lavorare un pezzo di legno, come si faceva una volta. Mi fa, potrebbe farlo anche una macchina, ma lo farebbe peggio, perché la macchina ha la tecnologia, se vuoi anche un po' di tecnica, ma non ha il mestiere. La macchina costa meno, ma in fondo ha meno valore. Sai, adesso si parla tanto di work, smart work, home work, job, e soprattutto si parla di business, business che spesso è la traduzione un pochino evoluta, elaborata di SKEI, lavorare per gli SKEI, per forza, cinico, pratico, moderno, che poi con questa logica puoi giustificare qualsiasi cosa in nome della dura legge del fatturato, la funzione prima della persona. E poi c'è lui, il dio del budget. Una volta c'era il preventivo. Ciao Mario, mi servirebbero 10 pannelli 3x2 serigrafati autoportanti. Guarda, costano, non lo so, 2000 euro, te li possiamo dare fra 5 giorni. Adesso no. Adesso ti dicono, Mario, mi servono 10 pannelli 3x2 serigrafati autoportanti, attento, non è più una richiesta, è un dato di fatto. Guarda, saranno 2000 euro, te li possiamo dare tra 5 giorni. No, non hai capito Mario, il mio budget è di 1000 euro e mi servono domani. Guarda, non si può fare. Mario, è il budget. Il budget. Il commerciale col budget. È come quando da boccia giocavi col vicino di casa che aveva lo scudo antitutto. Preso! No, sbandius. Preso! No, sbandius. Preso! No, sbudget. È inutile provare a convincerlo. Ha sempre ragione lui, perché lui ha il budget, che è come lo scudo dei crociati. Lui è al servizio di un'idea. Tu, povero Mona, pensavi di lavorare e invece sei anche tu al servizio del budget. Il budget degli altri. Vedi, una volta il lavoro era al servizio dell'uomo, dava un senso al tuo modo di stare con gli altri. Adesso spesso mi pare che sia soltanto un modo per guadagnare, che per carità è importante, anzi è fondamentale, soprattutto se c'hai una famiglia a cui dar da mangiare. Ma non basta. Se non hai la passione per il tuo lavoro, sei finito, parti sconfitto. Certo, ti consumi alla workstation, al desk, invece che in catena, ma è lo stesso. Io sarò forse un romantico, ma scusate, a me interessano le persone. Lo so che l'importante adesso è il prodotto, l'importante è vendere a qualunque costo, a basso costo possibilmente, costi quel che costi. A me piace il mestiere, che è quello che nei libri e anche nei tutorial non lo trovi. Su YouTube trovi tutorial per tutto quello che vuoi, sono chiari, sono utili e veloci. In un quarto d'ora sei capace di fare tutto. Fai da te tutto in TV. Ho provato a smontare il sifone di casa, mi si è allagato l'appartamento, mi pareva di stare a Venezia con l'acqua alta, mancavano soltanto i sorsi. Perché vedi, il tutorial non ti passa una cosa fondamentale, il mestiere. Quello c'è poco da fare. Lo impari facendo e lo impari meglio seguendo uno che lo sa già fare. È il segreto del metodo artigiano. Il valore sta in quello che non vedi. C'è, ma non te ne accorgi mica. È un segreto, è prezioso, si trasmette di generazione in generazione non per vincolo di sangue, ma di fiducia. Apri il libro e dimmi se lo trovi scritto. Puoi ottimizzare ogni processo, puoi digitalizzare qualunque cosa, ma il valore aggiunto lo mettiamo sempre noi. Qualunque sia il tuo lavoro e a prescindere dal budget. Allora, per me il lavoro è un mezzo banalmente di sostentamento,
ma è anche un modo per realizzarmi nella vita e per far vedere quello che so fare, insomma, le mie doti. È un'opportunità di crescita, di incontro. Responsabilità, dedizione e rispetto delle regole. Per me il lavoro è ricerca, è studio, è diciamo un continuo apprendere. Un'occasione di responsabilità e anche di indipendenza personale. È sicuramente anche una delle colonne portanti su cui poi costruire quello che per me è la cosa più importante della vita, ovvero la famiglia. È una scommessa visto che sono all'inizio della mia carriera. Robert Capa diceva: se la tua foto non è abbastanza buona, è perché non sei abbastanza vicino. Lui le storie andava a cercarle senza paura di farsi male. Morì in Vietnam a 41 anni, mettendo il piede sopra una mina. È solo il tuo punto di vista. È vero per tutti, vero soprattutto per i fotografi. D'altra parte, il mondo lo vedi sempre solo dal tuo punto di vista. O forse no. In una buona foto, il fotografo, l'autore, l'artista, chiamalo come vuoi. In ogni caso, lui o lei dà una forma a qualcosa che era destinato a sfuggirci. Ti presta il suo sguardo, ti mostra il mondo come lo vede lui. In fondo, è un atto di generosità. Ti regala per un attimo i suoi occhi. In cambio però ti chiede attenzione, un po' come faremmo con i cani. E infatti diciamo: dammi un occhio, per chiedere a qualcuno di darci un parere su qualcosa che abbiamo fatto. È come dire: prestami
un po' di attenzione, regalami o magari vendimi un po' del tuo tempo. Tempo sempre più prezioso e infatti ormai sono sempre più rare le occasioni in cui prestiamo attenzione. Anche adesso, mentre mi ascolti, magari stai facendo qualcos'altro, no? Perché siamo multitasking. No, siamo soltanto più menefreghisti. Non mettiamo a fuoco le cose, non siamo focalizzati, perdiamo la concentrazione. La storia ci passa sotto gli occhi e noi non riusciamo più a trattenere niente, perché abbiamo una rete immensa, ma le maglie sono troppo larghe. In mezzo ci passa la vita. È per questo che siamo ossessionati dalle nostre tracce. Facciamo i selfie per testimoniare che ci siamo, che c'eravamo, nella speranza vana di esserci anche in futuro. Io non so per te, ma per me le foto più interessanti sono quelle che non ho scattato. Sono quelle che raccontano i posti in cui io non sono stato, le persone che io non ho incontrato, quelle che non ho vissuto. Mi piace però sapere che qualcun altro ha trovato il tempo per raccontarmelo. Ha provato a trasmettermi magari una sensazione, un'atmosfera, un'emozione e lo ha fatto attraverso una serie di scelte, come avviene del resto quotidianamente anche nella nostra vita. E in quelle foto c'è sempre un rapporto tra equilibrio e disequilibrio, tra soggetti e spazio, tra azione e stasi, tra forme e colori. C'è un limite, c'è un'inquadratura, qualcosa che sta dentro, qualcosa che sta fuori. Cosa sta fuori? Cosa sta dentro alla tua vita? Ognuno nelle foto decide di raccontare il mondo a modo proprio. Ci sono per esempio i ritratti che condensano la vita in un profilo, in uno sguardo. Se il fotografo è bravo, la foto sembra uscire dal libro, dal muro, dallo schermo. Ci sono le fotografie industriali, quelle che raccontano quello che spesso ci sfugge, ovvero il processo, l'organizzazione, il dettaglio, perfino la bellezza dello strumento tecnico, della fabbrica, del congegno. Poi ci sono le foto di moda, glamour, dove tutto è perfetto, come dovrebbe essere, o forse come vorremmo che fosse. Di quei 7, io ho sempre ammirato la precisione del dettaglio, del taglio di luce, del riflesso sulla pelle, in quella speranza di un mondo in cui le cose non deperiscono mai, tutto rimane bello. Le mie preferite, ovviamente, sono le foto di scena, o anche se vuoi di sport. Sono dei piccoli istanti in cui un'azione scenica rimane in un gesto, in uno sguardo, in una smorfia, di quel circo divino che è in fondo lo spettacolo. Ecco, è qualcosa di troppo fragile per resistere, destinato a scomparire per sempre, ma che il fotografo salva, almeno per un po', dall'oblio. E poi ci sono le foto naturalistiche, quelle che ti pare di sentire l'odore del muschio, l'eco della montagna. Ti sembra di sentire l'ardesia sgretolarsi sotto le dita, l'odore del salso caldo sulla pelle. Osservi il mondo con lo stupore e il timore di un bambino che lo vede per la prima volta. Certo, ci sono anche le foto dei matrimoni, che sono foto di festa, anche se magari a volte precedono un dramma, ma poco importa. Viviamo nel presente, che è una speranza. E poi, diciamoci la verità, ci sono anche le foto del cazzo. Sì, quelle brutte, quelle che sono sovraesposte, sfocate, inquadrate male. Quelle che non buttavi via soltanto perché le avevi pagate, magari stampate. Pareva un peccato, no? Quelle dei rullini da 12, da 24, da 36 che non finivi mai. Quando apri i vecchi album, adesso, sono le foto che ti fanno ridere e che ti stringono il cuore per la nostalgia. Quello ti sembra un tempo ingenuo, lontano, molto spesso era, in realtà, la stessa vita di oggi. Ma si sa che in foto tutto pare un po' più bello. Una bella fotografia è quando chi la guarda trova qualcosa di bello, sente che c'è qualcosa da guardare, di piacevole. Per me la fotografia è un biglietto di visita, ma è anche un ricordo, un bel ricordo.
Un'immagine fotografica, nel caso del mio lavoro, è trasmettere la bellezza e le proprietà di un prodotto in uno scatto. Un'immagine che serve a uno scopo. Questo può sembrare, soprattutto rispetto a certe considerazioni magari più poetiche dell'immagine, della fotografia, può sembrare molto riduttivo. In realtà per me io lo trovo molto stimolante. L'inizio del racconto di una storia. Un linguaggio, ed è un linguaggio con il quale si può esprimere qualsiasi cosa, si può esprimere una storia, si può esprimere un racconto, ma può essere anche uno studio, un'indagine. Diciamo che la fotografia più significativa è quando si riesce a coniugare le esigenze, io parlo dal punto di vista del cliente, con la propria natura. Quindi si riesce a mettere insieme, si crea un linguaggio che è proprio ma è anche pertinente al prodotto che si vuole poi comunicare. Comprare una foto sembra anacronistico. C'è stato un tempo in cui le foto le stampavi, le conservavi, adesso no. Adesso le archivi, le spedisci, spesso le cancelli. È strano, no? Pagare qualcosa che non puoi toccare. E infatti, mica paghi la foto. No, dai, paghi il lavoro. Paghi quello che non vedi, paghi la competenza che è invisibile. Prendi per esempio il buon Riccardo adesso, no? Cos'è? È un uomo con gli occhiali aggrappato a un violoncello. Quanto suonerà? In questo spettacolo se no 10 minuti. Però per quei 10 minuti ci ha messo 20 anni per saperli fare. E in questa inquadratura, quei 20 anni, ma dove stanno? Non li vedi, ma ci sono tutti. È lo stesso nel servizio fotografico, nel prodotto fatto a mano, quello artigianale quando è fatto bene. Sai, era il 28 marzo, una domenica, erano le 7:16 del mattino, io bevevo il mio solito caffè amaro. A quell'ora mia moglie e le mie figlie ancora dormono ed è per me uno dei momenti più importanti della giornata perché sono da solo con i miei pensieri. È il primo raggio di sole che entra dalla finestra a Milano. E a un certo punto sento bip bip, una notifica. Prendo il telefono, per abitudine più che per interesse. Ed è la Magnum. No, dai, no, quella dei gelati, limited edition, intense dark, double penetration. No, la Magnum, quella delle fotografie. Mi propongono una foto. Il Tankman di Stuart Franklin. Era l'89. Io avevo 13 anni e non capivo niente. Esattamente come adesso, però con meno illusioni. Però me lo ricordo perfettamente quel giorno. Il video al telegiornale. Il giovane uomo che avanza camminando da sinistra a destra nell'inquadratura, 5 passi ben distesi, quasi marziali, con le borse della spesa, una a sinistra e l'altra a destra. Quelle sono le sue armi, 2 borse di plastica rigorosamente non biodegradabili. E poi Tankman si ferma. Si ferma e aspetta, non l'amorosa, no, aspetta la colonna dei carro armati. Quando il carro armato arriva, lui è ancora lì immobile. E quando il carro armato scarta a destra, Tankman fa 2 passi a sinistra e agita le borse così. E poi resta di nuovo immobile. E sai, ci sono 2 foto di quella scena. Una è quella di Charlie Cole della Newsweek, dove l'uomo sta di fronte a un solo carro armato. E l'altra è appunto quella di Franklin, dove i carri armati sono 5. Si è detto giustamente che in quella foto è stata raccontata un'epoca e che ha reso Tankman, il rivoltoso sconosciuto, un eroe. Ma vedi, quella foto non è solo una storia, no! È un invito ad agire, è un simbolo, ti dice che l'impossibile è possibile. Ed è per questo che l'ho comprata volentieri, perché sono soldi ben spesi. Sono soldi per un frammento di storia vissuta da qualcun altro, che qualcun altro ancora ha scattato anche per me. Io non avrei saputo farlo così bene. Io non avrei saputo cogliere quell'istante, non sarei riuscito a capire che in quella storia c'era qualcosa che riguardava anche me. Perché le fotografie non sono soltanto immagini, sono particole di sguardi, sono piccoli frammenti di infinito.
1717. Il 34enne Johann Heinrich Schulz, orfano, sistema il piccolo laboratorio di chimica dove quotidianamente si esercita. Mette ordine. Se vuoi lavorare bene ti tocca, no? Qualsiasi artigiano lo sa. Sul tavolo ci sono ampolle, alambicchi e una bottiglia. Dentro una mistura di gesso, argento e acido nitrico. Bianca e nera. Bianca da una parte, quella che guarda il muro. Nera dall'altra, quella che guarda la finestra. Da dove entra la luce? Scotophorus, portatore di tenebra. Si chiama così la prima sostanza fotosensibile della storia, scoperta per caso, grazie a un raggio di luce che entra dalla finestra, esattamente come in un quadro di Caravaggio. 100 anni dopo, Louis-Jacques Mandé Daguerre, chimico, prende una lastra di rame argentato e la lucida come uno specchio, la sensibilizza con vapori di iodio e la espone alla luce. Quanto? Beh, dipende, anche un'ora se occorre. E poi un bagno di vapori di mercurio e infine acqua distillata, un processo che sembra un rito di magia voodoo, ma tant'è, l'arte passa anche da qui. 100 anni ancora, e Scotophorus e Daguerre non sappiamo nemmeno cosa siano. Come supporto usiamo la pellicola. Nel Novecento si usa il triacetato di cellulosa e sopra, spalmata come la Nutella, un'emulsione di cristalli di nitrato d'argento, sali di cloro, bromo e iodio. Uno strato per la pellicola in bianco e nero, 3 per quella a colori. RGB, red, green, blue, dye. Lo capisce chiunque. Luce visibile. Infrarosso, ultravioletto, raggi X, raggi gamma, come quelli di Goldrake. Tutto attorno è luce, energia, è un'onda che sbatte, si riflette, ritorna, si dissolve. Un'onda elettromagnetica che parte da 150 milioni di chilometri più in là e attraversa lo spazio a 300.000 chilometri al secondo per arrivare nel salotto di casa tua dove stai facendo la foto a tua suocera che festeggia i suoi 70 anni e sorride. La suocera, non tu ovviamente, ma non importa. Hai scattato, hai fatto click, hai catturato l'istante. Ciribiribi, Kodak. Poi arriva il digitale. Nel 1981 la Sony Mavica FD5 giapponese. Sono sempre quelli di Goldrake, noi pensavamo scherzassero, invece facevano sul serio. Come supporto, invece della pellicola, un floppy disk. Comodo. Ma è comunque iniziata la rivoluzione digitale. Dalla chimica all'informatica, un cambio di campo che è anche un cambio di passo. In tasca, in questo momento, hai 100.000 foto su una SD card che è grande come l'unghia incarnita del tuo alluce. Progresso, dice qualcuno. È vero. Ma non del tutto. Da Schulz a Daguerre, passando per Cartier-Bresson, Lange, Salgado, Basilico, fino a Mario e Maria che lavorano qui alla Pointer, c'è sempre un uomo o una donna dietro l'obiettivo. Perché la fotografia, dai, non sta nel supporto, sta nell'occhio di chi la scatta. Saper cogliere l'istante al volo, o magari dopo appostamenti di ore o anche attese di settimane. Saper leggere la situazione, anticipare di una frazione di secondo l'istante da salvare. Saper guardare il mondo come una poesia, cogliendo architetture di forme, di colore che altri non vedono. Salvare istanti che altrimenti scomparirebbero come lacrime nella pioggia, direbbe l'androide di Blade Runner. Trasformare quei momenti fugaci in ricordi, capaci di emozionare anche chi in quel momento non era con te. Questo lo facciamo noi, non lo fa la macchina. Ma come fai a insegnare la poesia a uno scatolotto di plastica, ferro e silicio?
Io ho una sola regola nella vita: non fare niente di cui le mie figlie debbano vergognarsi. Guarda, me la sono data da solo, dopo aver accettato un lavoro solo perché mi pagavano tanto. Quel giorno mi sono vergognato come un cane perché avevo un prezzo, ma avevo perso di valore. Sai, io credo che ci serva avere una prospettiva in tutto quello che facciamo e che la prospettiva dovrebbe essere in qualche modo sempre rivolta al futuro, agli altri, lasciare una traccia, qualcosa di cui chi viene dopo di te possa essere orgoglioso. Io ricordo quando da Boccia, in paese, la gente mi riconosceva perché associava una faccia a un cognome. De chi sito ti? Ah, Tognasso. Le persone pensavano di sapere tutto su di te, anche se magari conoscevano soltanto piccoli frammenti. A volte era una condanna. Però poi, quando sorridevano e ti dicevano «Ah, conosco tuo papà, gran lavoratore», in quelle parole tu sentivi l'eco di un rispetto guadagnato sul campo, una sorta di coerenza della vita. Ecco, è una cosa di cui io sono sempre andato orgoglioso. È l'insegnamento più grande che ho avuto dalla mia famiglia. E tu, oggi, di cosa puoi essere orgoglioso? Sai, quando io entro nei capannoni delle aziende artigiane e vedo pile di prodotti pronti per la consegna, per la verità da un anno soltanto pronti, senza la consegna, ma questa è un'altra storia. Io posso soltanto immaginare l'orgoglio di chi, partendo magari dal garage di casa, compra un capannone e ci mette dentro pezzo dopo pezzo un'intera vita. Lo so che la retorica del Veneto imbruttito vorrebbe che il capannone fosse la casa di Satana, l'emblema della distruzione del territorio. Ma a conoscere le persone che lavorano dentro quei capannoni, ti rendi conto che la realtà è sempre molto più complessa di come la raccontiamo. Anche qua intorno, adesso, ci sono i fari, i manichini, le quinte, i vetri, le lenti, chiodi, martelli, computer, montacarichi, assi di legno, 6 generazioni di macchine fotografiche e soprattutto tante persone. Ognuna di loro, in fondo, cerca un posto nella società. Cerca qualcosa di bello da raccontare la sera magari a un fidanzato, a un figlio, a una moglie, a una madre, qualcosa di cui essere orgoglioso. Quando sono entrato qua dentro la prima volta, il Paron non mi ha mica parlato di skate, no. Mi ha parlato delle persone, di quanti lavoravano, mi ha detto che tanti erano giovani e mi ha mostrato con orgoglio la foto che uno dei suoi tosi aveva scattato. In questa foto c'è una modella che passa davanti a un palazzo, dietro di lei un giovane prete si volta a guardarla mentre un altro, più anziano, lo guarda come a dire «Oh, ma cosa fai?» È un attimo di cedimento della vocazione, si direbbe, no? Ma il fotografo vive di attimi. Se è bravo, ti frega in un click. Non so neanche se l'ha mai venduta la foto. Io credo di no. Ma gli piaceva e basta.
L'ha messa all'ingresso, perché è una foto che ha scattato uno dei suoi tosi. Ecco, vedi, quando parli di artigiani, parli di quella roba lì, dell'orgoglio di qualcuno che quotidianamente costruisce qualcosa con le sue mani. Oh, non puoi mica fermarti, no, perché questa qua è una bottega, non è mica una fabbrica come quella dei cartoni animati che schiaccia un pulsante e va avanti da sola. Non c'è l'algoritmo qua, ci sono i lavoratori. E c'è il mestiere, che è una cosa fluida, che trasmetti di persona in persona, un po' come i vasi comunicanti. È qualcosa che costruisci pezzo per pezzo, con metodo. E quando qualcuno ti chiede di pensare a salvaguardare anche gli artigiani, guarda che non ti sta chiedendo di salvaguardare i capannoni, no! Ti sta dicendo che qui c'è un capitale umano raccolto in decadi di lavoro e archiviato in esseri umani. E che questo capitale lo devi preservare, perché quella conoscenza lì non la recuperi mica per decreto, no, la costruisci con disciplina, attraverso le generazioni e anche attraverso gli errori e i successi di una vita, che non è soltanto la tua, ma è anche quella di chi ti è stato accanto lungo tutto questo viaggio. Lo studio Pointer mi ha dato molte opportunità e per me è una famiglia in cui crescere professionalmente ma anche umanamente. Per me lo studio Pointer è un laboratorio all'interno del quale si creano nuove soluzioni. Un luogo di ricerca, il luogo di lavoro, è il luogo in cui si cerca di esprimersi tramite la fotografia. È un posto grande ma con dentro molte persone. Ognuna delle quali ha delle peculiarità veramente dalla prima all'ultima, e con queste persone a volte puoi parlare 2 minuti davanti alla macchinetta del caffè e ricevere uno stimolo, un input che poi ti induce a pensare qualcosa di nuovo. Il Pointer per me è la seconda casa. Gli amici che ti invitano a bere una birra con le patatine a fine lavoro, ma sul posto di lavoro. Lo studio Pointer è per me un gruppo di professionisti che si fa in 4 per risolvere le problematiche lavorative del cliente. Una seconda famiglia, è stata una seconda casa e un'opportunità di crescita. Sicuramente sono cresciuto, come dicevo anche ai miei colleghi, sono entrato quando ero molto giovane e ci sono cresciuto, sono diventato uomo.
Riccardo Pes, Claudia Franco. Io sono Filippo Tognazzo. Vi rubo ancora 2 secondi, ho dei ringraziamenti di rito e una riflessione che volevo proporre. Una promemoria venerdì 16 aprile alle 18:30 presso il Teatro del Pane a Treviso. Ci sarà l'ultimo spettacolo della rassegna Artigiani con Mirko Artuso che presenterà Il Camminante. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno ideato questa rassegna, la CNA di Treviso, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, il Teatro del Pane di Mirko Artuso e la Torre Disegnata di Vittorio Veneto. Poi volevo ringraziare, non ho parole per farlo, Filippo Tognazzo che ha ideato e gestito tutto il nostro spettacolo. Hanno lavorato qua da 3 giorni per la regia, appunto la recitazione, Claudia Franco per la coreografia, bellissime e anche credo difficili coreografie, e Riccardo Pes per la musica e gli stacchi musicali. Poi tutti gli altri collaboratori per la parte video, la parte della trasmissione, le foto, che non nomino, sono già venuti fuori sul titoli di coda. Volevo permettermi di fare un nepotismo. Scusate, un po' di raucedine. Volevo fare un saluto particolare ad Anna e Nora, sua figlia, che è nata venerdì scorso, e suo fratellino Alessio, che domani compie 2 anni. Un po' di commozione ce l'ho sempre, è la mia abitudine. Però volevo fare una riflessione finale, adesso non mi commuovo più. Una riflessione finale sul valore che ha avuto per noi questo spettacolo, questo evento. Era nato come avevamo aderito all'iniziativa degli artigiani come voglia di dare una mano agli artisti che hanno avuto una molto difficile, non sono potuti esprimersi, non hanno potuto lavorare e quindi anche vivere economicamente. Però poi alla fine, vedendo la costruzione dello spettacolo e sentendo tutto quello che avete sentito anche voi poi, no? L'intelaiatura e i commenti, ho capito che è servito molto anche a me, anche a noi come studio. Cioè non è solo, c'era un celebre ministro economista anche, che ha avuto l'ardire di dire un giorno: con la cultura e con l'arte non se magna. Beh, se non se magna, loro non hanno potuto lavorare, certamente non hanno mangiato. Però per me la cultura, l'arte, quello che ho respirato in questo periodo e che ho avuto modo di, presi un po' dalla frenesia del lavoro, dalla difficoltà, anche mi ero dimenticato, la cultura e l'arte ci danno molto di comprensione della vita e a me hanno fatto vivere. Quindi con questo chiudo e li ringrazio per questo e mi auguro che possano ritornare anche a vivere anche loro in maniera decente. Vi saluto tutti e vi ringrazio. Buona serata, spero vi sia piaciuto. A noi sicuramente sì. Buona serata a tutti.